Una funzione poco nota delle province, comprese quelle che stanno per diventare città metropolitane, come Genova, riguarda le biblioteche. I sistemi bibliotecari provinciali sono quei centri di servizi, gestiti appunto dalle province, che garantiscono una omogenea circolazione di libri per pubblica lettura fra tutti i comuni del territorio, quelli più grandi, che possiedono biblioteche ricche e fornite, anche più d'una, e quelli più piccoli, che sovente di biblioteca non ne hanno nemmeno una piccola, come quelli di montagna. A Genova, per esempio, il sistema bibliotecario provinciale, che ha sede nel Palazzo della Provincia di Quarto, mette in rete un patrimonio di 370.000 libri, i cui lotti maggiori sono quello dello stesso centro provinciale, 40.000 volumi, poi nell'ordine quelli di Santa Margherita Ligure, Chiavari e Sestri Levante, superiori ai 20.000 volumi, e via via quelli di altri 24 comuni, tutti quelli della provincia che hanno biblioteche, tranne il capoluogo che ha un sistema bibliotecario proprio. A usufruire della rete sono però tutti i 66 comuni della provincia e lo fanno, per esempio, attraverso i bibliobus, pulmini che portano i libri del sistema bibliotecario da dare in prestito ai residenti anche nelle vallate più lontane dalla costa e nelle frazioni più sperdute dell'entroterra. Nel 2013 il sistema bibliotecario provinciale ha fatto 122.000 prestiti, di cui quasi 7.000 attraverso i bibliobus. Il comune che ha la percentuale più alta di prestiti per abitante è Arenzano, con quasi 2 libri a testa nel 2013. Seguono Moneglia con 1,5 libri per abitante e poi 4 comuni con oltre 1 libro per abitante. Che ne sarà dei sistemi bibliotecari provinciali con la riforma delle province? La legge Del Rio, infatti, trasforma le province in enti molto meno forti di oggi, tranne una decina, fra cui Genova, Torino, Milano, che diventeranno invece città metropolitane, con poteri accresciuti. Per Genova, che a mio avviso è una vera città metropolitana, nel senso che ha una forza centripeta di aggregazione del territorio ligure, si aprono scenari secondo me interessanti. Qui non esistono ricette univoche, perché l'Italia è un paese plurale. Quindi starà molto nell'intelligenza dei bibliotecari, degli amministratori, di chi lavora nei musei, nel disegnare le modalità cooperative più adeguate. Uno strumento fondamentale da questo punto di vista, che la legge Del Rio lascia volutamente molto ampio come prospettive, quindi è molto libero nel riempirlo di contenuti, sono gli statuti. Lo statuto diventerà per la città metropolitana uno strumento fondamentale in cui viene definita le modalità di vita dell'organo, dell'ente, le modalità di vita degli organi, ma anche magari l'organizzazione delle finalità. Quindi da questo punto di vista bisogna essere capaci di cogliere le opportunità che il cambiamento dà. La riforma ormai c'è, esistente, è legge dello Stato ed è nostro dovere utilizzarla al meglio. Io credo che se riusciamo a ragionare in termini di cooperazione, di collaborazione, con un ragionamento su un'area più vasta, riusciamo a dare anche dal punto di vista bibliotecario maggiori servizi ai cittadini. Per questo ovviamente abbiamo bisogno della convinzione e del contributo di tutti. I comuni con i quali noi come provincia abbiamo già una convenzione che purtroppo scade il 31 dicembre, ma dove sono già previsti tutti i servizi previsti dal sistema bibliotecario, che potrebbe comunque rientrare in un sistema più ampio della città metropolitana. Certo, ci sono problemi tecnici, cataloghi collettivi che non si parlano, un'organizzazione di una formazione magari in comune della città metropolitana e non dei due enti come adesso, però credo che unendo le forze con una logica di prospettiva e di servizi
nuovi rispetto al cittadino, noi potremmo farcela. Esiste anche una proposta di legge, presentata lo scorso aprile, che chiede al governo di garantire la sopravvivenza dei sistemi bibliotecari. La biblioteca è il luogo dove, al di là di qualsiasi tipo di distinzione, chiunque gratuitamente può accedere alle informazioni. Fino adesso è stato così, cerchiamo di mantenerlo, certo non sarà più la gratuità totale di prima, magari qualche spesa viva andrà fatta pagare all'utente, però voglio dire, la tendenza, credo che la missione della biblioteca comunque anche nel 2014 sia sempre questa, permettere di soddisfare la fame di cultura e di informazione da parte di tutti i cittadini senza nessuna distinzione. Ma il problema principale, come sempre, è quello delle risorse finanziarie. Bisognerà andarle a cercare dove si trovano. Oggi si è parlato di fondazioni, si è parlato di privati, si è parlato di altre situazioni, si è parlato per esempio di legare le biblioteche che adesso hanno per esempio nel nostro catalogo è possibile e sarà possibile a breve scaricare ebook, scaricare file musicali, scaricare video eccetera. Ecco lì una sinergia per esempio col mondo del turismo, con gli alberghi attraverso una tessera che permetta, una tessera bibliotecaria pagata magari alle biblioteche o pagata in parte dagli albergatori, che fornisca al cliente, per esempio io penso ai clienti stranieri che invece di portarsi i 4 libri dietro si scaricano l'ebook, si scaricano il video eccetera. Ci sono nel nostro catalogo a margine oltre 10.000 libri e video eccetera, quindi voglio dire questa è una possibilità per finanziare in parte anche le biblioteche come rientro e dare anche un servizio diciamo turistico credo abbastanza importante.